Presidente, Calcio Xenia, inclusione e integrazione nel calcio. È un progetto che abbiamo fatto con tante persone, sono tante le associazioni da ringraziare, la Lega Calcio del Friuli Collinare poi in particolare per la disponibilità che ci ha dato. È un progetto sì di integrazione ma anche di conoscenza reciproca. Il calcio, lo sport offre questa opportunità, ci sono dei ragazzi davvero che hanno fatto questi allenamenti, perché la cosa più importante è che non si è trattata di una partita spot o di un torneo soltanto, ma il progetto ha avuto come scopo quello di fargli conoscere il calcio, di imparare anche a giocare a calcio, perché alcuni di loro non avevano mai visto un pallone da calcio, e devo dire che questi allenamenti, il cosiddetto terzo tempo che hanno fatto poi dopo gli allenamenti, insomma, hanno creato le condizioni davvero di quella integrazione che auspichiamo possa finalmente un giorno esserci, anche perché le nostre paure spesso sono la conseguenza della non conoscenza. Conoscendoci possiamo almeno superare le paure. Maurizio Petrello, vicepresidente Lega Calcio Collinare. Che cos'è Calcio Xenia? Calcio Xenia è calcio e Xenia è una parola greca che significa ospitalità. Ospitalità reciproca dell'ospite, dell'ospitante, del rispetto reciproco delle proprie culture, di conoscenza, di inclusione. E cosa avete fatto in questo progetto? In questo progetto abbiamo cercato di organizzare degli allenamenti con squadre nostre e ragazzi richiedenti asilo, squadre quindi miste. Abbiamo fatto 30 allenamenti su tutta la regione, San Daniele, Udine, Tramonti, Trieste e Villa Santina, con l'obiettivo di arrivare a un incontro finale che sarà un volano di conoscenze, di aggregazione, di felicità soprattutto, dove queste squadre miste si incontreranno fra di loro. Riteniamo che questo sia lo strumento migliore di conoscenza reciproca. Come sono stati reperiti i giocatori? I giocatori ci siamo rivolti a diverse associazioni che sono presenti sul territorio, che danno assistenza ai richiedenti asilo. Alcune di queste sono state molto preziose e ci hanno dato l'opportunità di metterci in contatto con questi ragazzi che sono entusiasti di questa iniziativa, sono partecipi, sono molto riconoscenti, e per noi è un'occasione di affrontare un problema, una presenza della quale vediamo tutti i giorni, e dobbiamo anche capire che questi ragazzi non sono poi per nulla differenti rispetto a noi. E farà un torneo finale? Faremo un incontro finale, sì, di 12 squadre che si incontreranno con le solite griglie per arrivare a una vincente. Ecco, è chiaro, il calcio un po' di agonismo ci va sempre.